Dopo anni di abbandono si va verso la riapertura della chiesetta delle Forche, sarà il punto di partenza di un percorso di fruizione della collina della Rupa Atenea. Si lavora così anche per creare un piccolo antiquarium del mare. Il bene di proprietà del comune di Agrigento è stato affidato al Parco archeologico della Valle dei Templi nell'estate del 2022, che ha stanziato delle risorse economiche per salvare la struttura dal degrado in cui versava da decenni e che ne avevano gravemente compromesso le condizioni di conservazione. I lavori saranno ultimati entro fine anno. Sì, la Chiesa delle Forche è un ulteriore impegno da parte del parco, avendo avuto in concessione, perché così avevo richiesto al sindaco di avere in concessione questo piccolo gioiello di chiesetta rurale che si trova nella sommità della Rupa Atenea. Abbiamo fatto il primo intervento mesi scorso per messa in sicurezza, abbiamo rifatto le coperture, abbiamo rimesso insieme l'edificio. Oggi ci troviamo al completamento nell'area esterna, realizzato l'accessibilità per le disabilità motorie e abbiamo già un progetto di valorizzazione, quindi prima la tutela, la conservazione, il restauro e ora la valorizzazione. La Chiesa delle Forche abbiamo già un'interlocuzione avviata con la Soprintendenza del Mare per fare un antiquarium del mare, ma sarà il posto da dove inizierà un itinerario tra paesaggio e archeologia che vedrà la Chiesetta delle Forche, il punto di partenza. Il punto finale sarà l'area dei santuari a nord della Valle dei Templi, santuario di Demetra e santuario rupestre, passando dal colle della Rupa Atenea. Su questo abbiamo già lavorato, entro fine di quest'anno completeremo i lavori, completeremo anche la parte antistante, realizzeremo una parte di giardino per cercare anche di mitigare l'impatto di alcune bruttezze che sono nelle vicinanze, ma un progetto di valorizzazione e di recupero importante che avrà un'ulteriore importanza nella valorizzazione del parco, perché sarà una nuova area della sommità dell'area archeologica da scoprire e vedere.